Ma se la mia vita con te è continuo litigio, cosa che serve a essere senza rancori, sempre irrazionali o convinti, discutere in continuazione per ogni preambolo, in ogni contesto, in ogni disagio, essere incondizionati paga? Ma quando c'è fede, fiducia, amore e tenerezza e senso alterno non va. Non consiglio l'importanza di un impegno, ma volto la testa verso la ricompensa dovuta e con tanta codardia dividere il pane, spegnere il camino, ardere. Basta il lume. Abbaglianti in strada, rumore di fondo che scricchiola l'esistenza, provocazione in ogni momento, modo e luogo. Appartarsi arriva. Se si vuole e con chi ci pare, l'ideale di gesto. Colgo il pronostico con un po' di anticipo, già un anno forse più. Il cuore mi detti, ma ci fu il progetto consueto. Era amore, possibile. Non saprei, indecisa, insicura, inappropriata, inadeguata, invisibile. Dono felicità a chi ti saprà godere e ti darà ciò che io non sono e non posso, impedita da impegni, ostacoli, incombenze, progetti e altri che infondono la mia mente, la mia vita, il mio cuore. Odo la malinconia che si instaura nel qua, come pronostico il sogno si avvera per me, entrambi noi, nelle vite doverose, dove le opportunità sono le stesse vissute con altri, noi e voi, nostri per sempre, copio ricordi che tengo stretto e terrò a lungo, poi risveglio e sarà grandioso il momento che saremo soli, insieme coglieremo i frutti che ivi ove ora abbiamo seminato con maestria. Io e te complici per darci la felicità. Siamo stati meravigliosi. Io ti amo e spero anche tu. Stringiamo quella mano e doniamoci per sempre bene, profondità nostra, mia e te mio.